Pronti a riaprire gradualmente. La Regione Veneto ha già stilato il piano sicurezza per le imprese, ma spetta al governo decidere. Nelle prossime ore non si escludono nuove disposizioni, dato che è stata annunciata una nuova conferenza del Premier Giuseppe Conte. Immagino poi che se si volesse fare un passo in più si potrebbe già iniziare a allentare da subito. Cioè pensare che invece di fare fare il break-even il giorno 4 maggio, si potrebbe fare invece un razionale, prudente e ragionato progetto di apertura già da adesso fino al 4 maggio, in maniera tale che si possa essere anche più consapevolezza e dar modo di partire, di pian piano mettere in moto la macchina, accelerare pian piano, scaldare i motori e andare a regime. Alle parti sociali e ai sindacati è stato illustrato il piano sicurezza che sarà adottato, già applicabile ad alcune imprese, come sperimentazione. Noi abbiamo presentato un piano, anzi l'assessore Lanzarini ha presentato, che ha due parti, no? La parte delle raccomandazioni e di quello che si dovrebbe fare in azienda nel momento in cui si aprirà, e questo quando si aprirà? Quando il governo darà l'on e toglie l'off, e poi c'è una parte di sperimentazione. Molti l'hanno letta, lo dico anche a qualche imprenditore che ci ha chiamato, come la fase che si può fare adesso in attesa di aprire. Non è così. La fase di sperimentazione è lo scegliere delle aziende in questo momento piuttosto che dopo, in questo momento quelle che sono aperte per legge piuttosto che dopo, che si affidano a un protocollo sperimentale per fare qualcosa che ci può essere utile anche dal punto di vista clinico e di prevenzione, cioè per testare delle modalità, quindi ha uno scopo più scientifico ancora, ma non è un protocollo sperimentale per far aprire prima qualcuno. Ma non si può abbassare la guardia. Ad ottobre è scontata la recrudescenza del Covid-19, ma Zaia assicura siamo pronti a schierare l'artiglieria pesante. L'abbassamento delle temperature e l'arrivo dei virus influenzali arriverà. Noi ci prepariamo con l'artiglieria pesante. Lo dico anche ai cittadini che non pensino che sta roba si risolve con le pacche sulle spalle o con lo spray nasale, no. L'artiglieria pesante vuol dire tamponi, vuol dire terapie intensive, vuol dire Covid Center, vuol dire tutto quello che serve in caso di necessità. Noi siamo pronti a schierare 1 migliaio di terapie intensive. Guardate che un numero è fuori da ogni regola in tempi di pace, ma fuori per fuori. Però noi siamo pronti a tutto. Purtroppo non possiamo parlare col virus e mandargli messaggi, ma sappia che noi siamo attrezzati, cioè noi lo bombardiamo. Ovvio che ha fatto un sacco di danni, perché lui cerca un substrato, no? L'anziano, la persona cronica, l'immunodepresso, condizioni particolari. Qualcuno dice ha avuto una fase importante perché ha trovato un substrato vergine, cioè è riuscito a trovarsi i suoi candidati ideali perché ne ha trovati di tanti. Probabilmente ne avrà di meno il prossimo giro, non lo sappiamo, però non possiamo abbassare la guardia. Quindi i cittadini devono sapere che la fase 3 esiste sempre. Avremo cocktail di farmaci, somministrazioni preventive e poi abbiamo la conoscenza del fatto dei dispositivi, cioè non sarebbe giustificabile se mancassero i dispositivi, tanto è vero che noi abbiamo assolutamente tutto quello che sono le esigenze dei dispositivi e abbiamo magazzini e anche loro si faranno i loro magazzini e quindi penso che almeno il tema dispositivi sia assolutamente risolto. Presidente, buongiorno, Antonella Prigioni, Telepano da Sottogold. Quanto a livello di prevenzione, anche in vista della fase 3, i test serologici aperti un po' tutta la popolazione, anche quindi con accesso privato, possono essere uno strumento valido? Ma sai, nel momento in cui fossero validati e avessero la certezza della diagnosi, perché oggi la certezza della diagnosi ce l'abbiamo solo per legge e dal punto di vista scientifico con il tampone. E considerate che anche sul tampone c'è bibliografia che dice sì, però se fatto bene, perché dipende molto anche dall'operatore, nel senso che il tampone rinofaringeo significa che quando vai a farlo in faringe devi arrivare a stimolare il vomito, nel senso che va giù il tampone, non è una roba che ti strofini sulla lingua, se no non serve a niente.
perché lì si annida eventualmente il coronavirus nella prima fase. Quindi ad oggi che funziona solo il tampone, tanto è vero che noi ci stiamo attrezzando violentemente col tema tamponi e oggi abbiamo fatto una bella riunione. Dall'altro ovviamente c'è il tema sierologico, che è un tema entusiasmante. Io prego che si metta a punto un kit rapido dove ognuno di noi se lo va a comprare, è come fare il test di gravidanza che si forma in casa da una vita, o come altri test. Pensate a quello della glicemia, tanto per spiegare ai cittadini il test rapido come il test della glicemia, cioè è una reazione su una striscetta di carta che ti dà i risultati. Questo, se funzionasse questo, abbiamo risolto tre quarti dell'opera, perché con l'autodiagnosi potremmo anche censire tutti i positivi, fare gli isolamenti fiduciari e mettere in sicurezza tutti.